Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Oggi 16 ottobre in diretta e stasera in replica alle 21 sempre sulla nostra rete. Tanti gli argomenti quest'oggi, partiremo dalla Serie A con il pareggio del Crotone contro il Torino, Crotone che ha visto nei minuti finali fa svanire il sogno di una vittoria. Poi parleremo della Serie C, ricordiamo che il Cosenza ha effettuato un turno di riposo, mentre il Rende ha conquistato un punto importante sul campo del Bisceglie, pareggiando per 0-0. Perde il Catanzaro nonostante il cambio in panchina con il nuovo tecnico Dionigi contro il Matera per 2-0, mentre torna alla vittoria la Reggina in casa per 2-0 contro la Fidelissandria. Andiamo subito a presentare gli ospiti di oggi, partiamo dal conduttore Franco Segreto. Buon pomeriggio, grazie e buon pomeriggio Silvia. E partendo dalla mia destra, mister Gianluca Gagliardi. Salve, buonasera a tutti. Il nostro opinionista Aldo Cennamo. Buongiorno a tutti, salve. E dirigente della FIGC Vincenzo Perri. Buon pomeriggio. Grazie di essere intervenuti oggi in trasmissione. Allora, partiamo dalla Serie A, Franco. Crotone... C'è da salutare qualcuno, mi sbaglio? Sì, dovevi fare un saluto importante, sì, un saluto importante perché arrivano tante mail, tanti sms. Oggi è la volta degli amici del Circolo del Biliardo di Via degli Stari, Castro Libero, Via degli Stari, vicino allo stadio San Vito Marulla del Cavallino Rosso, che aiuta anche il biliardo, le performance. Poi c'è qui il dirigente della FIGC, l'amico Vincenzo Perri, anche psicofisiche degli uomini che si accingono praticamente a praticare questo sport, il biliardo. E quindi saluti agli amici del Cavallino Rosso di Via Mattia Preti, se non ricordo male, Castro Libero, vicino allo stadio San Vito Marulla. Salutiamo anche Pippo Gatto che ci sta guardando e gli auguriamo una pronta guarigione, di tornare al più presto qui con noi. Allora, partiamo dalla Serie A, questo Crotone che nei minuti finali ha visto svanire i 3 punti perché ha pareggiato col Torino in casa per 2-2. E Franco, Crotone che da calendario avrà 2 turni fuori casa, tra cui uno sabato contro la Sampdoria a Genova e un altro nel turno infrasettimanale di mercoledì 25 contro la Roma. Quindi un calendario che di certo non aiuta il Crotone. Non aiuta sicuramente il Crotone perché ieri la partita si era messa sui binari giusti, poi c'è stato il gol di De Silvestri della Sampdoria, addirittura sui titoli di coda, nei minuti di recupero, su una battuta d'angolo, lì diciamo, la difesa del Crotone si è fatta trovare un po' sguarnita e poi insomma, è salito sull'ascensore di Silvestri e l'ha messa dentro. Il Crotone poi tutto sommato credeva in questa vittoria, anche perché come dicevi tu giustamente dovrà affrontare 2 trasferte che in questo momento sono abbastanza difficili, contro la formazione di Giampaolo, a Genova contro la Sampdoria che in questo momento sta attraversando un ottimo periodo di forma, e a Roma contro la formazione di Francesco che è al dente avvelenata appunto dopo la sconfitta contro il Napoli. Però io dico che il Crotone è partito meglio della scorsa stagione, a 6 punti in classifica in questo momento, è rimasto soddisfatto anche l'allenatore Davide Nicola, che poi sentiremo, di quello che appunto è successo ieri in campo, perché non dimentichiamo che il Torino è una squadra abbastanza fisica, tecnicamente valida, insomma non ha Belotti ma ha neanche, c'è giocatori importanti come Iago Falco, insomma è una squadra di tutto rispetto che dalla metà classifica in su dirà la sua per il proseguo del campionato, quindi soddisfatto l'allenatore Nicola per questo pareggio ottenuto, sia pur nei titoli di coda, però nel calcio ci sta. Allora andiamo ad ascoltare le parole di mister Nicola nel post partita e poi rientriamo con i nostri ospiti. Sono molto soddisfatto della prestazione, noi abbiamo incontrato oggi una squadra qualitativamente molto fisica e molto tecnica, a me personalmente hanno impressionato molto, la qualità anche di questo Sadik davanti è stata notevole, cioè una squadra molto molto fisica, ripeto, in tutti i reparti che noi siamo riusciti a gestire e a paradossalmente andare sia in vantaggio per 2 volte ma anche sul 2 pari. E questo è l'unico rammarico ovviamente, perché alla fine, e quindi dispiace soprattutto per questo, perché facevi già la bocca a fare 3 punti anziché 1, anche se nel computo totale della partita sicuramente sono stati pericolosi anche loro e ripeto, non è stato facile per noi poterci contrapporre, però alla fine del 2-2 hai avuto anche l'occasione finale con Nalini, potevi addirittura trovare il 3-2. Sono molto contento e orgoglioso dei ragazzi perché hanno fatto una prestazione davvero importantissima, sono molto convinto che
di partita in partita i miei giocatori cresceranno sia in personalità che in tecnica che in tutto il resto. Non siamo rammaricati, ma mi è piaciuto che si siano anche incacchiati alla fine della partita, perché comunque perdere i 2 punti lì è giusto anche arrabbiarsi. Allora, mister, un Crotone diverso rispetto all'avvio di campionato dello scorso anno. Lei non so se ha visto la partita, comunque che idea si è fatto? No, io ho visto la partita e penso che il Crotone stia continuando un processo di crescita che oggi la fa essere già un po' esperta rispetto a quello che appunto è stato l'avvio dell'anno scorso. Posso continuare? Oppure... Un attimo, il tecnico Sì. sta sistemando il microfono. Ok. Prego, Stavo prego. dicendo che il Crotone sta continuando un processo di crescita che rispetto all'anno scorso, un avvio diciamo stentato anche per... Non va Ok, bene il non va microfono, bene. mister, Allora abbiamo un facciamo piccolo intervenire problemuccio. prima Aldo sul Crotone, così sistemiamo il Vediamo di microfono. sistemare il microfono al nostro mister. Ieri ha perso anche un'occasione, capitava anche l'anno scorso che il Crotone negli ultimissimi minuti non riusciva a portare a casa il risultato. Un punto con il Torino in casa non è male, la classifica non è anche male, l'anno scorso era nei bassi fondi, quest'anno è al 6° posto con 6 punti, mi pare che stia meglio dell'anno scorso, avrebbe potuto essere 8 punti quasi a metà classifica e il Crotone avrebbe sicuramente fatto anche una bella scalata. Però è una squadra che quest'anno secondo me difficilmente retrocederà, secondo me il Crotone è in crescita, ha un ottimo allenatore, ha ottimi giocatori, ha soprattutto una società importante che è molto vicina alla squadra, c'ha anche il nostro amico Caligiuri che è lì in panchina che dà pure una mano, quindi lui è team manager, per cui il Crotone ieri ha fatto un punto, ne poteva fare 3, deve assolutamente trovare il modo come negli ultimi minuti non subire gli avversari, probabilmente c'è un po' di qualcuno se si distrae, queste distrazioni non devono capitare perché potrebbero costare caro alla fine del campionato. Lei ha visto la partita del No, Crotone? ho letto qualcosa e aggiungerei a quello che ha detto Aldo. Aldo in questo momento, cioè gli ultimi minuti, da quello che ho letto c'è stato un calo fisico, però credo che il nostro amico Elmiro Trombino prepara la squadra ormai da tanto tempo Bravo. e credo che l'anno scorso, vi ricordate, il Crotone alla distanza uscì fuori, quindi voglio dire probabilmente in questo momento ancora la condizione non è al massimo e quindi ci può pure stare che prende il gol al 90°, però ecco il Crotone lo vedo abbastanza più tranquillo rispetto all'anno scorso, nonostante più convinto probabilmente perché la continuità poi alla fine paga, la società è solida, l'allenatore credo che dopo l'esploit dell'anno scorso mantenuto e continua a lavorare così con tutto il suo staff per bene, è anche un po' avvantaggiato secondo me quest'anno perché effettivamente le altre squadre che sono giù rispetto alla sua posizione non hanno fatto vedere granché e credo quindi che il Crotone potrà avere belle soddisfazioni quest'anno. Mister Gagliardi, ci riproviamo? Vediamo adesso se può va usare il bene. microfono. Se va bene, posso? Sì, vada. No, dicevo che al di là della partita che è stata analizzata come al solito ultimamente da Franco, quella di ieri, dove Crotone ha messo quelle armi che servono per raggiungere nuovamente una salvezza. Si vede una squadra compatta sempre tra i reparti che non perde più quelle distanze che l'anno scorso, al di là dell'aspetto tattico, anche l'aspetto diciamo il fattore di campo che ha inficiato sulle prestazioni, perché Sordirinai in un campo semivuoto come quello di Pescara chiaramente non ha giocato positivamente per il Crotone. Però ieri il Crotone ha rimesso in campo quelle armi che servono per raggiungere una salvezza in Serie A, una squadra coesa, una squadra sempre con la giusta rabbia in ogni contrasto, corre il doppio degli avversari ed è riuscito a tenere testa una squadra comunque importante come il Torino che annovera giocatori davanti che pur senza Belotti sono sempre pericolosi, specialmente nell'uno contro uno come Lajcic, Niang, eccetera eccetera. Si continua a vedere l'ottimo lavoro dell'allenatore, di Nicola, che è aiutato da un gruppo uno staff di cui ha accennato Aldo Cennamo,
secondo me non potrà che continuare a far bene. Bene Franco, allora passiamo alla Serie C, Sì. se sei d'accordo andiamo a vedere cosa è successo nella nona giornata, quindi risultati e classifica. Bisceglie Rende 0-0, Casertana Monopoli 0-3, Catanzaro Matera 0-2, Lecce Agracas 0-0, Paganese Francavilla 2-2, Fondi Trapani 1-0, Regina Fidelissandria 2-0, Sicula Leonzio Juve Stabia 0-0, Siracusa Catania 0-1. Andiamo ora a leggere quella che è la classifica. Se arriva, eccola. Eccola qua. Allora, in testa troviamo il Lecce a 20 punti, seguito dal Catania a 19. Monopoli e Matera 17, Francavilla 15, Siracusa e Trapani 14, Bisceglie, Regina 12 punti, Rende 11, Catanzaro 10, Juve Stabia e Agracas 9 punti, Casertana e Paganese 7 punti, Fidelissandria, Sicula Leonzio 6 punti, chiude, ahimè, la classifica Fondi e Cosenza a 5 punti. Allora, diciamo subito che il Lecce rispetto al Catania ha una partita in più, quindi virtualmente il Catania potrebbe essere primo. E diciamo anche che il Cosenza è ultimo perché rispetto al Fondi perde per la differenza reti, in quanto il Fondi ha vinto 1-0 contro il Trapani. Quindi, detto questo, Franco, analizza tu questa situazione. È una situazione preoccupante quella del Cosenza, perché sapevamo un po' tutti che poteva succedere qualcosa in questa nona giornata di campionato, nel corso della quale il Cosenza poi avrebbe riposato così come è stato. Nessuno forse si aspettava all'inizio la vittoria del Fondi, questo fanalino di coda che praticamente poteva imporsi sul Trapani, che è una squadra costruita per la Serie B, appunto per come dire, la disputa di un campionato importante, con un allenatore importante come Calori, che insomma è stato sempre abituato alla Serie B e a panchine importanti, piazze importanti dicevo. Cosenza ultimo in classifica, noi deve far riflettere il fallimento del progetto iniziale di Fontana Trinchera, deve far riflettere poi il discorso quando è arrivato Braglia, che chiaramente è un allenatore di categoria, abituato però a vincere. Ecco, io sono curioso di vedere adesso Braglia, che è ultimo in classifica, come farà reagire la squadra e come si comporterà, perché poi per un allenatore con una squadra vincente trovarsi con una squadra ultima in classifica, questo cara Silvia è motivo anche di considerazione anche da parte di mister Gagliardi. E poi c'è da dire che insomma il Cosenza ha la difesa più battuta del campionato, c'è da rimettere in sesto una squadra che in questo momento qualcuno l'ha definita sbrindellata, tra virgolette, cioè una squadra che ha una difesa lenta, dal passo greve come abbiamo sempre sottovalutato, un centrocampo che non fa filtro, se fa filtro lo fa male, e un attacco che segna poco col contagocce. Quindi se mettiamo insieme tutto questo dobbiamo dire che Braglia ha una gatta da pelare non indifferente. Noi tutti ci auguriamo che già dalla prossima in casa contro il Bisceglie, si giocherà sabato alla San Vito Marulla alle 16:30, il Cosenza possa tornare alla vittoria, perché anche con la gestione Braglia su 3 partite il Cosenza ha infilato 2 sconfitte e una vittoria in trasferta, quella a Reggio Calabria. Quindi diamo fiducia a questo allenatore, perché secondo me solo uno come lui, con la sua grinta, col suo carattere, col suo carisma, con la sua voglia praticamente di far bene, può rimettere in sesto una squadra che, come ripeto, in questo momento ha perso la via maestra, ha perso la bussola. Chiudo dicendo che sono d'accordo con Braglia quando ha sostenuto nell'ultimo dopo partita che il Cosenza ha bisogno di un punticino a partita e poi appunto a gara, e poi a gennaio si vedrà quello che appunto si dovrà fare nel mercato di riparazione. Un punto a partita e naturalmente limitare i danni in questo momento è fondamentale. Grazie. Allora, mister Gagliardi, come diceva Franco, mister Braglia è arrivato 3 partite, 2 sconfitte. Guardare questa classifica oggi, ci si aspettava di trovare il Cosenza in ultima posizione a inizio campionato? Sicuramente tutti avrebbero risposto di no. Qual è la sua analisi? Intanto io mi ritrovo qui dopo aver annunciato in diretta l'arrivo di mister Braglia, sì. E devo ripetermi, nel senso che io dissi che sicuramente sulla
prendendo, o meglio, era stato annunciato l'esonero di Fontana, si parlava di altri allenatori, quando si è preso Braglia abbiamo detto tutti e confermiamo tutt'oggi, perché al di là dei risultati è stato preso l'allenatore più importante della categoria, questo non ci piove e rimarrà comunque questo. Io dissi però che chiunque veniva doveva avere non il nome, non il passato, ma doveva curare il presente, un presente che a Cosenza poi viene accentuato perché soprattutto se si parte con un obiettivo e si ritrova in ultima posizione viene ancora di più reso più difficile il cammino della squadra. Poi si parla dell'allenatore, ogni volta si mette in croce un allenatore, poi ci tocca al direttore sportivo. Io ho sempre detto nella mia attività, così quando alleno, che per funzionare un giocattolo deve funzionare tutto, partire dalla testa ad arrivare ai piedi. Se non funziona la testa difficilmente funzionano i piedi. Pertanto bisogna essere coerenti con le scelte che si sono state fatte, con quelle che sono state rifatte, e non si può sempre pensare che la colpa sia degli altri, ma bisogna essere tutti quanti coscienti che abbiamo sbagliato, no ha sbagliato o è colpa di Tizio o è colpa di Taglio. Puntare il dito non va bene, bisogna adesso cercare di capire che questa squadra ha dei valori, perché io non credo che questa sia una squadra che debba stare lì, ma non si deve neanche pensare che per questo stesso motivo la squadra arriverà. No, perché poi quando si gioca con l'acqua alla gola, la porta diventa 1 metro, il pallone diventa 100 kg, i giocatori non si esprimono come è nelle loro qualità, e quindi bisogna un attimo fare un bagno di umiltà, un esame di coscienza tutti quanti, tranquillamente, senza dire oggi puntiamo a la prossima partita qual è? Col Bisceglie. Cerchiamo di ottimizzare al massimo la partita con il Bisceglie, poi si penserà al futuro. Aldo, una classifica che fa male guardarla così per i tifosi del Cosenza, che ci lascia un po' impreparati, ecco, ad affrontare quello che sarà. Ma chi l'avrebbe mai potuto dire o pensare che il Cosenza doveva essere ultima in classe, perché è ultima. È ultima, purtroppo. Per me è una cosa amara, amarissima, constatare e vedere questa classifica. Onestamente a me personalmente fa male, ma come fa male a tutti i tifosi, a tutti quelli che amano il calcio e amano il Cosenza. Ma è chiaro che c'è una parte di progetto all'inizio fallito. Bisogna prendere atto, c'è un fallimento totale di una scelta fatta su alcuni giocatori. Da chi? Da Trinchera, perché Fontana è saltato, probabilmente doveva saltare anche Trinchera, perché se Fontana salta tutto il suo staff salta, probabilmente anche Trinchera doveva essere, come ho scritto su Facebook una bellissima lettera, doveva prendere atto con umiltà, perché Trinchera è bravissimo, io lo conosco, sarà, però purtroppo il suo progetto a Cosenza con i giocatori che ha portato oggi soffre, e il Cosenza è ultimo in classifica, e con il Cosenza che è ultimo in classifica soffre tutta la tifoseria, soffriamo tutti quanti, soffre la stampa, soffrono i giornalisti, soffre tutto l'ambiente, perché purtroppo si è dovuto poi prendere un allenatore alla Braglia, un grande allenatore, giustamente il mister lo ha detto, ci mancherebbe, e secondo me è l'unica persona di cui il presidente oggi si fida, perché Braglia è l'uomo che può veramente ridare al Cosenza una classifica diversa. Non dico che possiamo vincere il campionato, ma una classifica diversa io personalmente ci spero e ci credo. Certo, aspettare fino a gennaio in un'agonia così pesante non è bello, però punto dopo punto, incominciando già da sabato, probabilmente ci saranno le condizioni che il Cosenza riprenderà il ritmo. Però, ripeto, qualcuno dovrebbe avere l'umiltà di prendere coscienza del suo fallimento e probabilmente trarne le conclusioni. Ecco. Vincenzo, un entusiasmo che probabilmente non è mai decollato in questa stagione a Cosenza, però questo è il momento di stringersi appunto attorno alla squadra, quindi già da sabato far sentire che la città è vicina sia al presidente, perché comunque è la persona che ha investito di più, e sia ai giocatori, per dare un po' per superare quello che è il blocco psicologico in questo momento. Ma sicuramente l'entusiasmo,
sembra strano, diciamo sempre che le partite di agosto non servono a niente, invece poi guarda caso alla lunga, anche quando le partite di agosto, le amichevoli, la Coppa Italia, che l'abbiamo perso, non ci avevamo dato valore, invece quando vinci ti crei quell'entusiasmo, probabilmente la mente si libera e si abitua a vincere, quindi è stato un susseguirsi di questi avvenimenti. Certamente quando il Presidente, che in tutto questo ho notato con piacere che non è mai messo in discussione, semmai se i tifosi gli accreditano che è stato un po', fra virgolette, tradito da quelle persone che l'aveva scelto. Ecco, quindi questo è già un cambio di rotta dei nostri tifosi che ridà valore e quindi aiuta il Presidente a dire fai delle scelte oculate per il futuro, però quando voi capite che il calcio non è una scienza esatta, quindi probabilmente all'inizio c'era un bel progetto che poteva essere condiviso, perché sì, Braglia è un ottimo allenatore, l'allenatore di categoria, però se parliamo poi che dobbiamo dare spazio ai giovani, qua c'è un allenatore giovane, voglio dire, ogni tanto dobbiamo anche rischiare, se poi le cose non ci vengono bene allora dobbiamo porre rimedio, però ecco, perché altrimenti non cresciamo mai. Quindi c'è anche la necessità, voglio dire, di rischiare ogni tanto e noi da tifosi dobbiamo avere anche la bontà di aspettare. Capisco il rammarico, per carità di Dio, perché vedersi ultimi in classifica in un anno dove abbiamo tanti derby e tutte le altre squadre della nostra regione che sono avanti, nonostante il nostro esploit Reggio Calabria, che poteva essere una grande iniezione di fiducia. Bravo. Però poi perdiamo in casa con la Casertana domenica scorsa. Che ne prende 3 dal Monopoli in casa. Cioè qualcosa anche dal punto di vista della lettura complessiva del campionato è molto difficile secondo me in questo periodo, perché al di là delle prime 2 o 3 non riusciamo nemmeno a districarci in questo Vincenzo, ma diciamo che il livello del tasso tecnico è molto basso. Ecco, questo è allora, proprio per questo probabilmente con un po' di fiducia in più, perché poi non credo che il livello del Cosenza sia proprio basso. Assolutamente no. Quindi in questo momento credo che ci sia bisogno di una forte scossa e credo che Braglia con la sua esperienza possa darla, il Presidente farà le sue, la sua parte e anche i tifosi credo che dobbiamo avere la pazienza di aspettare. Capisco, come dice Cennamo, che non possiamo aspettare gennaio per porre ai ripari, però un punto alla volta vediamo di quantomeno risalire da che dobbiamo spostarci da quest'ultimo che è veramente, fra virgolette, antipatico, quindi abbiamo bisogno di qualcosa di più. Ci fermiamo un attimo per il primo stacco pubblicitario, restate con noi. Eccoci rientrati in studio per la seconda parte di Replay. Allora, partiamo da Aldo. Volevo farti una domanda. Oggi sulla Gazzetta del Sud c'è un'intervista all'ex presidente del Cosenza, Pagliuso, che in questa intervista appunto sottolinea il fatto di essere molto vicino al presidente Guarascio, lo incoraggia a continuare, ma lancia anche un monito sulla città, nel senso che dice Cosenza è una città che vive di passione, che vive di calcio, quindi è necessario dare sempre di più. C'è un entusiasmo. Sì, ma Giovanni, mio amico Giovanni Pagliuso, presidente, con il quale abbiamo avuto un ottimo rapporto, io sono stato con lui anche non tenero in alcuni momenti, però è stato un grande presidente ed uno che ha fatto bene oggi ad uscire sulla Gazzetta del Sud e fare questa bellissima pagina e anche un elogio a Guarascio, ma a Guarascio nessuno gli può addebitare qualcosa. Quando io sento qualcuno che mi incontra, nessuno può permettersi, secondo me, è una mia idea, di fare appunto al Presidente. Il Presidente è l'unico appunto che si può fare, che probabilmente lui il mondo del calcio non lo conosceva, adesso lo comincia a conoscere e si è fidato di alcune persone. Però un imprenditore, un manager si fida una volta di alcune persone, poi non si fida più, lui, però, perché poi esce l'orgoglio dell'imprenditore, del manager. E Guarascio, che io conosco, è uno che ha orgoglio, ha voglia. Guarascio ha preso Braglia, ma avrebbe preso forse anche, scusatemi se faccio nome, a Sacchi, per cercare di portare avanti sta barra. Poi può darsi pure che neanche con Braglia riesce, perché il materiale è quello che è.
ma quello che Pagliuso ha voluto dire, che proprio ci vuole più determinazione, più forza, ci vogliono insomma persone che ti fanno venire fuori quella scintilla necessaria per far fare un salto fortissimo. Gente di calcio. Gente di calcio. E a Cosenza ce ne sono. Guarda, la città di Cosenza, faccio un passaggio soltanto, Franco. Prego. Se noi dovessimo andare un momento a Rente, Sì. il Rente si muove in una logica solo ed esclusivamente di gente del posto. E se vuole De Rose, Guagliardi, Modesto, tutta gente, il Bruni, tutta gente che è del luogo, perché è gente che ha fatto la gavetta, viene dalla scuola, viene dal calcio, ha fatto anche la Serie B, ha fatto la Serie C, ha fatto la Serie A, Trocini viene dalla Juventus, della prima. Cioè noi abbiamo persone a Cosenza che purtroppo non riescono ad entrare nel mercato. Perché? Perché i direttori sportivi, i direttori generali, o questi signori che vengono e si pigliano l'auti con Benzi, devono pensare a portare qualcuno del nord. No, il presidente Guarascio, al quale gli voglio bene, gli dico: Presidente, guardati attorno, vedi che a Cosenza ci sono persone che possono fare la differenza, e ne abbiamo uno anche in studio, l'amico Bassignori. Ma di che cosa stiamo parlando? Ecco quell'appello di Pagliuso. L'appello di Pagliuso è un appello fortissimo che il presidente Guarascio, persona intelligente, capace, sa prendere per buona tutta la parte che ha detto, anche la parte che dove lo ha un pochino cercato di caricare. Però questo è Guarascio. Guarascio ha speso i soldini, purtroppo si è trovato con giocatori che oggi non vanno bene per il Cosenza. A gennaio ci sarà da muoversi, un punto per punto fino a gennaio. Io me lo auguro, guarda, onestamente, io però penso che bisogna fare ancora pulizia nel Cosenza, e Guarascio deve fare pulizia nel Cosenza. Allora, mister, le faccio una domanda tecnica. Secondo lei quale reparto del Cosenza soffre maggiormente in questo momento? Inoltre faccio un piccolo appunto, che con Franco abbiamo prima studiato un po' di statistiche e abbiamo appunto visto come il Catania dalla Serie A alla Serie C sia la squadra che ha subito meno reti, quindi soltanto 2 reti, la migliore difesa in assoluto per quel che riguarda i campionati di professionismo. Ma intanto, se mi permetti, vorrei fare giusto una piccola postilla. Intanto ringrazio Aldo. Prego. Dirò una cosa che a qualcuno farà sorridere. A me il presidente Guarascio mi è simpatico, mi è sempre stato simpatico. Mi è sempre stato simpatico nell'anno che ci ho allenato e abbiamo avuto il piacere di riportare il Lega Pro del Cosenza, e nei successivi per i suoi modi di fare. Però probabilmente facciamo cattiva informazione se diciamo che il capo non ha colpe. Il capo è il primo responsabile, sempre e comunque, nel bene e nel male. Che poi sia l'unico presidente oggi che possa tenere in gioco il Cosenza, che possa essere quello che mantiene in ordine i conti, che possa essere quello che oggi voglia portare il Cosenza in alto, nessuno lo discute o lo può discutere, né tantomeno gli si può indossare una colpa di aver preso gente, perché l'ha presa lui. Non penso che Trinchera sia venuto solo o accompagnato da qualcuno. Quindi facciamo un po' di ordine, perché altrimenti non facciamo il bene del Cosenza. Nessuna delle colpe sono di tutti. Il principale responsabile è sempre il capo, sempre. Non che sia sua la colpa, o sia solo di Trinchera, o sia stata di Fontana, e oggi aspettiamo che Santo Braglia, come è stato Santo Roselli, ci possa fare il miracolo. I miracoli al calcio non li fa nessuno, i miracoli si fanno se con una squadra da 5 punti il gruppo la porta a 6, se con una squadra di 10 punti il gruppo la porta a 11, e allora possiamo parlare, tra virgolette, di miracolo sportivo. Detto questo, e non me ne voglia Aldo, ci mancherebbe, anzi. Aggiungo, il Catania ha la migliore difesa. Il Catania ha la migliore difesa, secondo me, perché ha il miglior gioco in fatto di possesso palla, perché ha dei buoni giocatori in mezzo al campo che gli permettono di tenere la palla più del dovuto e quindi rischiare di meno. Come diceva il grande Lidl, quando la palla ce l'ho io non rischio. Quindi bene il passaggio corto, bene tenere tanto la palla, è altrettanto vero che poi bisogna avere sempre la qualità, e la qualità il Catania ce l'ha. Questo è il motivo principale. Io non ne faccio mai un discorso di singoli, perché ne faccio un discorso di reparto e poi di squadra, e il Catania in questo momento funziona sia a livello di reparto che a livello di squadra.
Che sia Tedeschi a guidare questa difesa, ahimè, non me ne dispiace, perché io l'ho sempre ritenuto un giocatore valido, così come lo ha dimostrato per 3 anni a Cosenza. Poi nell'ultimo anno, ecco, al contrario, quando le cose non vanno bene si addossa la colpa così. Come diciamo noi, chi coglio, no? E allora c'è andato di mezzo Tedeschi, c'è andato di mezzo Blondé, c'è andato di mezzo Caccetta, oggi sono a Catania. Punto, si va a capo, si deve pensare a quelli che si hanno. Quelli che si hanno sono meritevoli di questa maglia, secondo me, perché in questa Lega Pro, tra parentesi, mediocre dal punto di vista tecnico, rispetto all'anno scorso, secondo me ancora più mediocre, ti dà la possibilità, e il risultato che abbiamo visto prima, no? La Casertana ha venuto a Cosenza, ha fatto 3 gol, poi li prende in casa dal Monopoli, e quindi non ha una logica, non ha un senso, se non quello di dire che non c'è regna un equilibrio e la squadra più motivata, quello che ha dimostrato la Casertana nell'ultima partita a Cosenza, la squadra più motivata, e stranamente io ho detto perché non lo era il Cosenza dopo aver fatto un grande risultato a Reggio Calabria e poteva rilanciarsi? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, perché l'allenatore in 2 giorni, una dietro l'altra, non può incidere più di tanto, può incidere a livello motivazionale, può incidere a livello di scelta, nel scegliere un giocatore piuttosto che un altro in funzione dell'avversario e della partita che va a giocare. Queste sono le domande che bisognerebbe fare, senza continuare a dire colpa di quello, colpa di quell'altro, Guarascia non c'entra, Pagliuso che ha detto. Io, quando si parla di Pagliuso, si sa che la città è divisa, ma quando parla Pagliuso bisogna ascoltarlo, perché al di là di tutto c'è una storia che ce lo dice, ed è una storia non fatta non soltanto di fallimenti, come si vuole sottolineare, ma di grandi successi e di 15 anni di Serie B. Pertanto ci alziamo tutti, abbassiamo il cappello, e quando dice che va strutturata una società, signori miei, sta dicendo una cosa normalissima, ovvia. Così come non era ovvio quelli che ci sono stati prima, perché i precedenti direttori sportivi, Aldo, perdonami se mi dilungo un po', ma è un argomento che mi piace. Poi entro io, a gamba tesa. Sono stati Stefano Fiore, che ha lavorato gratis per il Cosenza, sono stati Ciccio Marino, che è una bandiera, è un tifoso del Cosenza, sono stati Meluso, che comunque è cosentino ed è anche uno che tiene alla sua città, è stato l'ultimo Valoti, che comunque era uno. Oggi ci sono dei professionisti, non hanno il cuore rosso-blu e ragionano in funzione di quello che il piatto a tavola ci offre. Appunto. Sì, però mister, 30 secondi. Ma una cosa io non te la devo dire. Lui il padrone di casa. No, da mister proprio da persona, tu sai che ti considero una persona molto molto brava e competente. Il padrone di casa è Aldo Cennamo al replay. Secondo te, la campagna acquisti del Cosenza la conduce il presidente, o il presidente dice io ho questo plafond, caro mister, caro direttore generale, andate a comprare i giocatori? Che è successo? È successo qualcosa di diverso? Portare i giocatori che secondo me hanno un'età un pochino troppo avanzata, e come invece investire sui giovani sarebbe stato molto più bello, secondo me. Trinchiera poteva portare anche qualche giovane a Cosenza, si è fidato di giocatori che probabilmente hanno concluso, forse, mi auguro di no, un ciclo. Ecco, questa è la domanda. Ma più che la domanda è una considerazione, la tua, che onestamente può rispondere soltanto il Presidente e chi ci ha lavorato insieme, perché io ho sentito parlare di ambizione e di campionato di vertice e comunque di vincere, se non direttamente comunque tramite i playoff. Io ho sentito parlare di una squadra inizialmente da tutti osannata per come era stata costruita, ma tutti, dobbiamo dire la verità. Poi ciò non significa che questo non sia vero, mi devo ripetere, ma io ho un'attività alta, consentimi, se viene un cliente e non è servito nel migliore dei modi non posso dire che è colpa del dipendente, la prima colpa è mia, devo portare sempre questo davanti, e funzionerà poi il dipendente. Se io al dipendente addosso la croce, ci metto addosso la croce, gli do solo e unicamente le colpe a lui, prima o dopo mi abbandona, prima o dopo lavorerà male. Funziona così, io credo a questo concetto, ma non significa, ripeto, che la colpa sia di Guarà, non è di nessuno la colpa, è un'annata nata male. Bravo. Per tanti motivi. Io di questo volevo adesso parlare. Bisogna mettere un punto e andare a capo, ma non pensare che Braglia farà il miracolo. Ci serve tutta. Siamo d'accordo. Bene, io sono d'accordo sia con tutte e due, col passaggio che ha fatto prima
Aldo e poi con quello che ha sostenuto l'amico mister Gianluca Gagliardi. È un'annata che è nata male, su questo non ci piove, i dati di fatto, cioè la classifica è sotto gli occhi di tutti, questi sono i dati di fatto. Sono d'accordo quando dice che essendo nata male, l'ho detto nel mio primo intervento, Braglia ha capito subito quello che ha nello spogliatoio, al di là delle colpe di Tigio, di Caio, di Semproni. Però io una cosa la vorrei dire, che il Presidente ha speso più dell'anno scorso e chi ha speso questi soldi probabilmente li avrà spesi male per acquistare determinati giocatori, che come dice Aldo sono datati, probabilmente per questi signori è finito un ciclo e se mi permettete io avrei tenuto qualcuno anche dell'anno passato, perché non è giusto poi andare a smantellare sistematicamente una squadra ogni anno. Quindi avrei tenuto qualcuno tipo il Blondetti di turno perché ti serve un difensore veloce, considerato che hai una difesa lentissima, dal passo greve, Dermacu, lo stesso Idda, scusatemi, Pascali che ha giocato inizialmente con Fontana e adesso non gioca più. Voglio dire, forse vicino al Dermaco di turno io avrei gradito un difensore centrale con il passo veloce e mi riferisco al vecchio Bega, perché se lo ricordo mi riferisco anche allo stesso Blondet, solitamente i due centrali sono sempre uno alto e uno molto mobile, quello che manca al Cosenza. Sono d'accordo quando si dice che è un'annata male, che è iniziata male, io mi auguro che possa ricominciare il Cosenza a vincere contro il Bisceglie sabato pomeriggio alle 16:30 al San Vito Marulla. E che come dice Braglia bisogna limitare i danni e fare un passettino per volta, perché manca in questo momento la fiducia nel gruppo, manca l'autostima e con una vittoria, anche un pari, poi si andrà a Lecce, non dimentichiamo, significa portare a casa della legna per l'inverno e naturalmente maggiore fiducia nei propri mezzi, che in questo momento, come ho sostenuto anche nelle altre trasmissioni, manca. È un problema mentale, signori miei, ma anche un problema per quanto mi riguarda fisico, perché se è vero come è vero che in questi giorni Braglia li ha fatti lavorare alle salitelle del San Vito, alla forza fisica, cosa che non è stata fatta prima, evidentemente un po' di look, ecco, si è rifatto il look, il gruppo rossoblu anche a livello fisico, e io dico che piano piano e limitando i danni si potrà arrivare al mercato di gennaio, quello di cui parlavamo prima, per poi rivedere le cose, perché caro mister, alcune cose vanno sicuramente riviste. Bene, detto questo passiamo... Vincenzo, volevi intervenire, io Vincenzo? Sì, volevo, in questa discussione volevo fare un passaggio che non è del tecnico, ma ho sentito alcune cose partendo dall'intervista di Pagliuso ad arrivare a Guarascio. Non esiste la società. Oggi tenete presente una cosa. No, ma non ha detto questo. No, che come società strutturata in questo senso. Se voi andate a guardare, tutte le società sono quasi monocratiche, ci voglio dire, c'è solo il presidente e qualcun altro, perché dovete, da un punto di vista politico sportivo, dovete capire che la situazione negli ultimi anni è cambiata moltissimo e quindi si è andato a ridimensionare quello che è il campionato di Serie C, che secondo me adesso non ha più quel valore che aveva prima. E oggi, oltretutto, con tutte le questioni anche da un punto di vista amministrativo e fiscale, no, le società si guardano bene. Aggiungete poi il fatto che oggi sul mercato c'è molta disponibilità di calciatori, di direttori sportivi, di pseudo... Sì, abbiamo capito. Quindi molte volte è facile incorrere in qualche valutazione perché ci sono le pressioni per prendere uno o l'altro, e quindi voglio dire, non si ha una scelta tecnica molte volte ponderata, ma c'è anche un aspetto sempre comunque economico-finanziario che ti fa bilanciare le cose, e quindi molte volte, ecco, non per giustificare ma per dare una chiave di lettura, che determinate scelte vanno anche in funzione di questo, per non incorrere poi in sanzioni amministrative, in punti di penalizzazione che potrebbero creare problemi. No, vabbè, ma quindi, su questo Guarascio l'ha sempre sottolineato Aldo, è un presidente che non ti farà mai prendere un punto di penalizzazione, per carità, lo abbiamo sempre sostenuto. Da questo punto di vista, secondo me il Cosenza come società non ha nulla da invidiare a squadre importanti anche della Serie B o della Serie A. Una società che non ha mai avuto con Guarascio mai penalizzazioni. Tutto il resto vengono gli stipendi vengono pagati. Hai fatto bene. Poi è ovvio che questa è la rabbia. Scusami. Questa è la rabbia, cioè una società che così strutturata purtroppo oggi si trova ad essere ultimi in classifica con la squadra
e probabilmente qualcuno, giustamente, come diceva il mister, ha anche il presidente sicuramente, ma la responsabilità del presidente sono molto ma molto minori rispetto a chi deve andare a comprare i giocatori, perché chi deve andare a comprare i giocatori, caro mister, deve conoscere i giocatori. Se io vado a comprare un giocatore e lo porto a Cosenza e lo devo mettere alla pari di Tedesco o di Blondet, se vado a comprare un giocatore che non è alla pari di Blondet o di Tedesco, vuol dire che io i giocatori li conosco molto, ma molto di meno rispetto a quelli che avevo. Allora Trinchera deve farsi un esame di coscienza e a gennaio, se ci sarà Trinchera, se andasse a studiarsi bene il mondo del calcio per quanto riguarda i giocatori che ci sono in campo e non quei giocatori che ormai sono svincolati, che sono fuori, perché se vai a vedere l'elenco, caro Franco, degli svincolati, siamo veramente, è una cosa veramente, c'è gente disoccupata che fa spavento. Allora dobbiamo comprare giocatori che 2 o 3 giocatori a gennaio che ci facciano stare tranquilli, che noi ci salviamo tranquillamente e che fra 2 anni si va a ristrutturare una società per andare in Serie B. Questo vogliono i tifosi e la città. Giusto. Bene, passiamo adesso alle altre calabresi, partendo dalla Reggina che ha vinto in casa per 2-0 contro la Fidelissandria. Io partirei col vedere subito gli highlights. Ricordiamo che è tornato anche al gol Franco Bianchimano, vero? Bianchimano sì, è stato con noi all'anteprima Sport Maurizio e l'ho sentito venerdì veramente carico, perché la Reggina veniva da alcuni risultati negativi e quindi aveva necessità praticamente di tornare ai 3 punti. Reggina in maglia amaranto, qui c'è un attacco della Fidelissandria nella consueta divisa blu, è partita bene l'Andria con qualche cross dalla destra e dalla sinistra e poi praticamente c'è un'incursione di Bianchimano nell'area avversaria che termina fuori. Ancora l'Andria in avanti, Lattanzio, qui c'è un'altra incursione della formazione pugliese e un tiro che viene deviato da Cucchietti, poi c'è un difensore della Reggina che anticipa l'attaccante avversario. E qui sempre l'Andria in avanti, è partita bene per la verità l'Andria, siamo intorno alla mezz'ora, il primo gol di Bianchimano poi arriverà al 42, ecco qui c'è un passaggio in orizzontale, la palla mister urta involontariamente sui piedi di un giocatore dell'Andria, finisce a Bianchimano che la piazza. Questo è un giocatore importante, uno che vede la porta, uno che quando c'ha praticamente nei 16 metri in area di rigore e difficilmente sbaglia, e quindi questo è il primo gol della Reggina, anche se dobbiamo sottolineare, poi vorrei anche il supporto di Gianluca Gagliardi, che per la verità l'Andria era partita bene, insomma è stata molto aggressiva. E poi andiamo avanti, il secondo gol poi per la Reggina arriverà praticamente nei minuti di recupero del secondo tempo con Di Filippo, una partita che poi ha cercato, come dire, con l'Andria ha cercato il pari, però la Reggina si è difesa bene con Cucchietti che si distende in tuffo qui alla sua destra, ancora un'azione dell'Andria sulla destra e qui c'è praticamente Lattanzio, se non vado errato, che spreca una azione veramente favorevole, poteva essere il pari per la Fidelissandria. Qui c'è un attacco della Reggina, un tiro al volo che viene bloccato dal portiere Mauro Antonio, se non vado errato, ancora la Reggina in avanti e qui il portiere respinge con i pugni, il calcio d'angolo, ancora la Reggina in attacco, colpo di testa che sfiora il palo alla sinistra del portiere pugliese. E qui c'è praticamente un giocatore dell'Andria che attacca, e qui è un fallo, come dire, da adrenalina probabilmente, gli ha fatto saltare i nervi e viene espulso il giocatore dell'Andria, un fallo stupido se vogliamo, perché Classico fallo di frustrazione. Di frustrazione, esattamente, perché il PSG lui perdeva tempo, allora voleva recuperare per rimettere il risultato in parità. E qui arriva il secondo gol, il raddoppio della Reggina con un colpo di testa di Di Filippo che salta più in alto di tutti e batte il portiere pugliese con la palla finisce alla sua sinistra, quindi Bianchimano prima e Di Filippo dopo. 2-0 per la Reggina, una partita molto equilibrata, l'Andria è partita bene, però poi la Reggina è riuscita a finalizzare, mister, no? Le palle che sono capitate, mentre l'Andria ha trovato disco rosso dalle parti. Finalizzare siamo troppo buoni, perché io ho visto le immagini già quasi in torniamo in studio. E l'Andria ha dominato la partita. E infatti l'abbiamo detto. Dominato, e nel primo tiro, tra l'altro fatto male, si è ritrovato tra i piedi questa palla che Bianchimano
concretizzate. Però dobbiamo essere onesti, la partita l'ha fatta l'Andria e non meritava assolutamente questa sconfitta. Aldo, la classifica della Regina si muove un passo alla volta, nel senso ci sono dei risultati altalenanti, pareggio, sconfitta, però vittoria, è però metà classifica. va avanti e cerca di trovare una posizione di tranquillità. Sì, però la Regina, come una squadra giovane, costruita con grandi sacrifici e con grande difficoltà, lo stanno sottolineando, con risorse economiche pochissime. Sono saltati parecchi personaggi, tra questi un grande personaggio del calcio calabrese, Martino, che secondo me è uno di quelli che non può stare in panchina ma deve tornare immediatamente in campo, perché è uno che di calcio ne sa e ne conosce tanto. E la Regina sta facendo i suoi 12 risultati. punti, Si deve salvare, qualcuno dice, ma la Regina secondo me ha un ottimo allenatore, ha giocatori importanti, gente che fa gol, gioca un calcio moderno, mi pare, Franco, Sì, vero? sì. Un calcio anche sbarazzino, se vuoi, in campo, e fa risultato. Ha portato a casa questi 3 punti che sono importanti. Si è messa a 12 punti a metà classifica, oltre la metà classifica. Come si Oggi sceglie? giochi in tranquillità. Quando tu sei a quel punto di classifica, giochi in tranquillità. Essere ultimo purtroppo c'hai l'affanno, ti viene l'asma. Quando vai in campo la tensione è doppia, per cui tu devi andare in campo tranquilla. La Regina va tranquilla e fa i punti, poi anche perde, però non è detto che deve vincere tutte le partite. Vincenzo, volevi intervenire? Giusto per ribadire un po' questo concetto dell'organizzazione sportiva, no? Sì. Cioè, io ribadisco sempre, sento parlare di sacrifici, sono stati sempre fatti questi sacrifici. Oggi ribadisco, viviamo un momento abbastanza particolare anche per le società di calcio, quindi le risorse sono quelle che sono, i dirigenti sono pochissimi, quindi dobbiamo sempre ringraziare chi permette di fare questa attività presso le nostre città. C'è da aggiungere che il concetto di programmazione in Serie C non è ben concepito, anche perché da un anno all'altro cambiano norme, È vero. anche quest'anno con le 5 sostituzioni, cioè un mister come Gagliardi sa che può iniziare la partita con una squadra e la finisce con un'altra, quindi voglio dire, ma questo è legato al fatto dell'Associazione Italiana Calciatori che voleva, ecco, sono tante le cose, quindi aggiungiamoci sempre il fatto, e questo è quello che mi duole un pochino in più, vedere quella curva della Regina vuota, no? Con la media spettatori, se andiamo a vedere, del campionato di Serie C abbastanza bassa, questo dovrebbe far riflettere anche la Lega Pro, per prendere dei correttivi per i prossimi anni, perché effettivamente se no riduciamo il campionato di Serie C, che era seguitissimo fino a qualche anno fa, veramente per pochi intimi, e questo poi va anche a discapito dell'entusiasmo ma anche delle entrate da parte delle società. Ascoltiamo l'intervista di mister Maurizzi nel post partita. Il resto volevo dire che anche la città, ringrazio anche la città perché abbiamo bisogno di sostegno. Io ricevo molti attestati di stima e credo troppi per quelli che merito, però va bene così, me li tengo, ma abbiamo bisogno so già tutte le domande che mi volete fare, quindi vi rispondo in questo modo, che abbiamo bisogno di serenità. Il nervosismo è data comunque quando uno sbaglia 1 o 2 passaggi, 2 passaggi semplici, rinvii semplici, in tempi di pressione, marcature, si innervosisce. E questo fa parte del gioco, ma i ragazzi stanno dando veramente tantissimo. Forse io ho chiesto molto di più di quello che dovevo chiedere, però va bene così, vuol dire che però c'è anche da dire un'altra cosa in appendice. Si dice in appendice, non è che ho studiato molto, se ho imparato a memoria qualcosa e la dico. In appendice vuol dire che voglio dire che contro di noi praticano un gioco molto maschio, sono più partite che fanno valere degli aspetti agonistici rispetto a quelli tecnici, e abbiamo tantissimi infortuni, e vi garantisco che gestire una partita con 3 calciatori che vengono da infortuni gravi e dopo 10 minuti, 15, non so, De Francesco di nuovo infortunato alla caviglia per un tegle, comunque non mi voglio lamentare di nessuno, però i dati di fatto sono questi. Subiamo infortuni, abbiamo subito in 3 mesi un infortunio muscolare che è quello del Bianchimano, tutti gli altri infortuni traumatici.
noi abbiamo grandi responsabilità, però non credo che siamo in campo tutelati abbastanza, ma questo senza nessuna polemica e senza nessun alibi. Ecco. Allora Franco, no, mi dicono che c'è la pubblicità, quindi quando rientriamo ti chiedo qualcosa sulla regina. Pubblicità, restate con noi. Rientriamo in studio per la terza e ultima parte di Replay. Franco, ti stavo chiedendo, mister Maurizi dice serenità, 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 sì. Giochiamo facile e andiamo avanti. Sì, giusto due parole, come ti dicevo abbiamo avuto qui ospite a Anteprima Sport insieme a Mimmo Toscano, che salutiamo venerdì, e lui diceva che la regina appunto doveva riscattare questo periodo non certamente felice, ci è riuscito. Perché serenità? Perché avendo un ambiente in questo momento un po' ostile nei confronti della dirigenza di Praticò, e qui del presidente Praticò che salutiamo, e qui vengo anche alle parole dell'amico della FIGC Vincenzo Perri quando parla di, solitamente ci sono le società di calcio, c'è sempre un personaggio poi al quale bisogna dire comunque grazie, perché mantengono vivo il calcio a Reggio Calabria, a Cosenza, a Catanzaro come l'imprenditore noto, a Cosenza come Guarasci, e Praticò in questo momento già dall'anno scorso a Reggio. C'è una parte ostile del pubblico di Fede Amaranto, perché col blasone che c'è la regina probabilmente avrebbe voluto, come dire, un progetto diverso, progetto dal quale si è poi distaccato anche, come diceva Aldo Cennamo, l'ex direttore generale Gabriele Martino. Quindi la regina 12 punti in classifica, quest'anno ha come obiettivi il lancio dei giovani e una salvezza tranquilla. Passo e chiudo. Bene, passiamo al Catanzaro. Catanzaro che ha perso 2-0 in casa contro il Matera, che ha visto l'esordio del nuovo tecnico Dionigi, ricordiamo che in settimana era stato esonerato Erra, e dalla regia chiederei le immagini così da commentarle con mister Gagliardi, questo 2-0. Franco. Sì, inizio io con mister, poi mi viene a supporto, è il Matera maglia bianca e il Catanzaro maglia rossa. Come dire, è stata una partita nel corso della quale forse il Catanzaro non meritava, mister, questo doppio 2-0, no? No, il 2-0 comunque l'ha preso a tempo scaduto, quando la partita ormai non aveva più combattisti. Intanto vorrei salutare Erra perché ritengo che anche in questo caso sia stata una valutazione molto errata, non tanto perché io stimo l'allenatore della persona, ma perché ritengo che il Catanzaro stia facendo il campionato che deve fare. Quindi non vedo questi allarmismi dal punto di vista dei risultati, anche se ha perso, insomma, a malo modo a Rente, però mi ripeterò, non penso sia solo unicamente ecco qua, questo è il gol di caso, mi pare, no? Sì, questo è il gol di caso. Vabbè, ma questa partita l'ha vinta la squadra che sta meglio psicologicamente ed è guidata da un allenatore esperto. Possiamo dire che l'ha vinta Oteri questa partita? L'ha vinta Oteri perché sa come deve affrontare questi incontri, conosce questa Lega Pro meglio di chiunque altro, quindi sa che le squadre che come piazze importanti come quelle di Catanzaro, Cosenza, eccetera, eccetera, quando vivono questi momenti li vivono male perché non sono abituati ad essere nei bassi fondi della classifica, e d'altra parte ha l'esperienza da vendere. Benissimo, allora quello è stato, abbiamo visto il primo gol di Casole, poi si va avanti. Qui c'è da dire poi che un giocatore del Matera è stato, mi pare, espulso, no? Sì, ma... E quindi è giocato in 10 per gran parte del secondo tempo. Qui c'è un altro attacco, mi pare sempre di Casole, il portiere Nordi respinge. La partita poi, come diceva mister Gagliardi, terminerà 2-0, ecco qui praticamente l'arbitro ferma l'azione perché c'è un fallaccio su Zanini, sull'ex giocatore del Cosenza, e mi pare che sia Scogliamiglio, no? Scogliamiglio che va praticamente a prendersi un bel tè negli spogliatoi, espulso Scogliamiglio, era stato ammonito in precedenza. E manca mezz'ora. A mezz'ora dalla fine poi il Matera praticamente ha giocato con un uomo in meno. Poi se andiamo avanti con le immagini vedremo qualche attacco ancora del Matera, un tiro dalla destra, una punizione che termina punto alto sulla traversa, e poi il Catanzaro che cerca di portarsi
In avanti c'è un qui gol annullato. c'è un gol annullato, sì, c'è un gol annullato al Catanzaro, probabilmente per una posizione fuori gioco, mister. No, per un fallo sul difensore, anche eccolo se qua, lo vedo. Sì, sì, esattamente, sinceramente non avevo visto l'ha bene. tirato giù quando stava per cadere. Comunque di questo Matera che vogliamo dire, visto che stiamo parlando del Matera, insomma, sta vincendo sempre con il minimo scarso, 1-0, 1-0, 1-0, sta risalendo in classifica. Matera sta vivendo sulle qualità del gioco che dà l'allenatore, non ha le individualità che aveva gli altri anni e forse Ecco da questo qua. punto di vista ci Questo guadagnerà, è il gol di Battisti, perché c'è una papera difensiva. è un gol regalato, niente di... Però è meglio avere giocatori che non hanno quel nome blasonato con Auteri che quelli che invece poi vivacchiano. Sì, è vero. Eccolo Sì, qua. un po' da gialappa Torniamo in questo, stampa. diciamo. Bene, allora rientriamo in studio, andiamo ad ascoltare le parole del nuovo tecnico Dionigi e poi le commentiamo insieme. Io penso che è una partita, noi siamo stati dei polli perché abbiamo rovinato tutto quello che di buono abbiamo fatto in solo 4 giorni. Io penso che il Catanzaro ha già fatto un grande primo tempo dove abbiamo costretto il Matera, che è una squadra che ha messo sotto tutti solamente a giocare di ripartenza. Io cerco di fare sempre un'analisi di quello che è stata la partita al di là del risultato. Li andavamo a aggredire alti, non riuscivano mai a uscire, e vedere il Matera anche snaturarsi passando a un 4-4-2 che non è, diciamo, evidentemente qualcosa di buono avevamo fatto. Riuscivamo a aggredire alti, andavamo uomo contro uomo, abbiamo recuperato tantissimi palloni e siamo stati proprio non lucidi in zona gol, ma nell'ultimo passaggio soprattutto. E io all'intervallo, anche al di là del gol subito, ero contento della prestazione che aveva fatto questa squadra qua. Poi siamo partiti il secondo tempo ancora forte, li abbiamo messi lì, al di là dell'episodio gol non dato, rigore, via dicendo, quindi io fino all'88esimo, fino a quando è stato l'episodio, ero contento per 5 giorni di lavoro, perché ho visto, specialmente in un possesso, quello che chiedevo. Per quanto riguarda la fase di possesso si è potuto lavorare poco, però poi quella siamo andati a fare quella stupidata che dà un senso a una partita che non è stata questa. La partita l'ha fatta il Catanzaro ha aggredito il Catanzaro, ha costretto il Matera, che oggi è una squadra in salute, solamente a difendersi e giocare di ripartenza. Poi, per l'amor del cielo, complimenti al Matera perché ha vinto la partita, però da parte mia, per soli 4 giorni di lavoro, ho visto già, specialmente nella fase non possesso, quello che mi interessava. Poi dopo 1-0, 2-0 cambia poco, però il modo in cui hai preso il secondo gol dà meno valore anche a quel poco che si è fatto, volevo dire in questo senso. Bene, in bocca al lupo a mister Dionigi per il proseguo del campionato. Passiamo a Rende che conquista un punto prezioso sul campo del Bisceglie, forte il portiere migliore in campo, che ha parato anche un rigore di Jovanovic. Una squadra di serbi, slavi, eccetera, eccetera. Questo Bisceglie che poi vedremo sabato prossimo a San Vito, messa discretamente in campo da Zavettieri, molto fisica, mi dicevano gli amici di Rende, è una squadra da tenere d'occhio perché si chiude, riparte, e poi Jovanovic mi pare che sia un attaccante, però merito va a Forte che gli ha parato il rigore. Bene, andiamo a vedere le immagini e le commentiamo insieme. Ecco qua, è stata una partita, diciamo, che il Bisceglie di Zavettieri, allenatore calabrese, l'anno scorso è stato anche a Catanzaro, 2 anni fa ha allenato la Juve Stabia, voleva vincere il Bisceglie tra le mura amiche, però ha trovato un Rende, voglio dire, che si è difeso bene per poi ripartire. Migliore in campo, come hanno sottolineato tutti i giornali e i colleghi della carta stampata, è stato il portiere del Rende Forte che ha parato, come dicevi tu prima, il rigore. Che dà un'idea sbagliata della partita, scusami Franco. Prego, dico. Migliore in campo perché ha pagato il rigore e ci mancherebbe Però altro. ha fatto anche anche degli ottimi interventi. Ma le occasioni più importanti le ha avute il Rende. Sì, e questo stavo dicendo, il Rende è ripartito. Prima ha sfiorato un palo, adesso ne avranno altri 2 clamorose. Però diciamo che il Rende, lo sappiamo tutti, è una squadra che si chiude bene, fa un buon filtro in mezzo al campo, riparte, fa delle ripartenze con Gigliotti, Vivacqua, insomma la sua arma migliore, quindi questo punto è stato molto importante. Fatto seguito mister dopo la vittoria interna contro il
il Questo Catanzaro. qui è da seguire, Chi è questo Blaz, Blaz, sì, scuola Genoa, sì, questo ragazzo. anche se qui sbaglia un gol, diciamo, però. E qui il Rende poteva passare in vantaggio. Però si muove con bene, Blaz, sì, sì, questo sì. ragazzo è No, molto dà una interessante. buona spinta, un bel piede, non è... Aldo giocava nell'eccellenza questo ragazzo. L'anno scorso giocava nell'eccellenza e poi è passato al Trino. Ecco quando c'hai uno scouting importante, riesci a trovare Coppola che la settimana scorsa ha fatto gol di testa contro il Catanzaro, mister che viene dalla Primavera del Genoa, questo ragazzo che giocava in eccellenza. Qui c'è il rigore di Jovanovic, Forte si distende alla sua destra e respinge il calcio di rigore. Vediamo il replay. Ecco qua, ha intuito il portiere, qui fa un'altra gran bella parata, Forte. Sempre sul colpo di testa il giocatore del Bisceglie e la partita appunto è terminata 0-0, c'è una ripartenza del Rende, fa un gol, il portiere della Bisceglie respinge, cross questo è sempre Blaz, mister? Sì. E qui c'è un'altra buona occasione per il Ragioni, Rende, mi pare che Gianluca. sia stata Sgoretta. Comunque insomma torniamo Bene, in studio, rientriamo in Rende studio. importante ragazzi questo 0-0, non so se Vincenzo vuole aggiungere qualcosa, Aldo, Sì. sul Rende. Sì, io sul Rende voglio dire questo. Prego. Voglio dire questo, l'ho detto già prima. Hanno programmato un assetto di società con elementi del posto. Io ho visto anche i giovani che ci sono, perché il mister li segue e come, perché lui conosce molto bene i giovani. Come diceva Perri, però è un campionato molto molto mediocre, Franco, non è che adesso dobbiamo... Però il Rendesi in questo campionato ci si ritrova bene, 4 punti in 2 partite sono una media di alta classifica fino ad oggi. E il Rendesi si trova in un posto di classifica molto ma molto tranquillo. È chiaro che però il Rende non è che vuole vincere il campionato, vuole fare un campionato tranquillo, penso che ci riuscirà, ha tutti gli elementi per poterlo fare. Vorrei sapere chi è il direttore generale del Rende, chi ha comprato questi giocatori. Ciardullo. E gli voglio fare i complimenti. Martino mi permetti, Franco, che Giambattista Martino. mi permetti che gli faccia i complimenti, Franco, Ma tu, che tranquillo. conosci il mercato dei giovani e li ha portati a Rende in un ambiente dove io, grazie a Dio, vivo a Rende, non è che vivo sulla Luna. Quindi complimenti a chi ha avuto la bontà, la possibilità, la sapienza di andare a trovare giocatori che oggi fanno del Rende una squadra bella, dove tutti quanti l'apprezzano, quando va fuori casa si fa rispettare, quando gioca in casa batte anche il Catanzaro, perché questa è una classifica anche bugiarda. 11 Franco. punti, No, è una classifica bugiarda, perché poi la classifica la andremo a vedere e Perri me ne può dare atto a dicembre, quando ci sarà la prima revisione per quanto riguarda i pagamenti delle società, perché lì ne vedremo delle belle. Può darsi che questa classifica venga letteralmente sicuramente. stravolta. Su Quindi, questo non c'è dubbio. il Rende, il Cosenza, Esatto. di questi problemi, grazie a Dio, non ne avranno sicuramente. Senti, Ascoltiamo- scusami, ma io devo aprire una parentesi perché c'è il nostro amico Elio Principato che praticamente ci suggerisce. Nessuno parla però riferito al Cosenza Calcio, di sfortuna e il periodo non buono attraversato da Perina, dalla traversa colpita a Monopoli, alcune papere fatte con la Paganese, sfortuna che il Cosenza ha avuto con Matera e Catania, vittoria al Meggio. E praticamente abbiamo toccato il fondo con la Casertana, dice il caro amico Elio Principato, che salutiamo. Comunque ci rifaremo, forza Cosenza. Questo è il pensiero del nostro amico Esatto. Elio. Ma Elio è uno attento, uno che conosce il campo, uno che è navigato, fatto bene a dare anche uno stimolo ai tifosi per andare Certo. sabato al campo. Dobbiamo andare al campo e portare il Cosenza alla vittoria. Ha fatto bene Elio e lo dobbiamo ringraziare. Certo. Salutiamo Elio che ci sta seguendo da casa, ascoltiamo velocemente le parole di Gigliotti e poi andiamo a vedere il prossimo turno. Fare punto a Bisceglie non è facile, ricordiamo anche noi il nostro obiettivo che comunque è la salvezza, quindi un punto fuori casa per noi è sempre oro e cerchiamo comunque di continuare a fare punti. Sono rientrato proprio settimana scorsa dall'infortunio, quindi cerco giorno per giorno di crescere la mia condizione, cerco di dare il massimo, cerco di dare il mio contributo al di là delle scelte del mister del sabato, della domenica che sia la partita. Noi prepariamo bene la partita, quindi quando noi puntiamo tanto sulle ripartenze, il nostro modo ci permette appunto di giocare così. Siamo consapevoli che ovunque andiamo possiamo tirare il nostro risultato.
Purtroppo è anche questo il campionato, cioè, al di là di queste tre che lottano per il vertice, l'altro ci giochiamo chi la salvezza e chi comunque i 10 posti per i playoff, quindi noi cerchiamo di dare continuità ai nostri risultati e cerchiamo di salvarci il prima possibile. Mister. No, intanto dei meriti della società e dell'allenatore ne abbiamo già parlato in altre circostanze, ci dobbiamo soltanto ripetere. Il campionato sarà lungo e le squadre giovani come quelle del Rende dovranno ancora sudare tanto per raggiungere l'obiettivo. Voglio soltanto sottolineare invece quello che a livello affettivo mi fa piacere, che anche quest'anno ragazzi come Boscaglia, Marchio stanno ritagliando uno spazio in una Lega Pro, e quindi parliamo di giovani che sono di Cosenza, che hanno giocato per il Cosenza e che sono tifosi del Cosenza. Bene, andiamo a vedere il prossimo turno. Eccolo qua. Allora, Agragas Juve Stabia, Casertana Siracusa, Catania Sicula Leonzio, Cosenza Bisceglie, lo abbiamo detto, alle 16:30 al San Vito Marulla di sabato, Fidelissandria Fondi, Matera Lecce, Monopoli Regina, Rende in casa contro la Paganese, Trapani Catanzaro. Io volevo aggiungere questo, che siccome giocano in casa, mi è data la camera grazie sia il Cosenza che il Rende, ho saputo che la Paganese sembra che abbia fatto domanda per anticipare alle 14:30 una richiesta in Lega, quindi il Cosenza giocherà regolarmente alle 16:30 al San Vito Marulla contro il Bisceglie, e siccome c'è praticamente la contemporaneità sembra che il Rende debba anticipare in base alla richiesta fatta dalla Paganese alle 14:30. Ne sapremo di più comunque domani, dopodomani, quando poi la Lega di Serie C darà il suo ok definitivo. Speriamo, così possiamo seguirle tutte e due, vero? Sì, come no, sicuramente. Allora, ora do la parola a Vincenzo Perri perché ci voleva parlare di un'iniziativa. Sì, venerdì scorso abbiamo avuto l'onore di ospitare qui a Cosenza in occasione dei 10 anni della SD K42 di atletica leggera un campione del mondo come Francesco Panetta, che da tanti anni mancava in Calabria, Stefano Baldini e tanti altri atleti che sono venuti per onorare questi 10 anni del nostro amico presidente Pino Vecchio, che sta combattendo un'altra grande battaglia che salutiamo affettuosamente. Ed è stata l'occasione per portare questi atleti nella scuola Istituto Comprensivo di Castrolibero, dove hanno potuto incontrare i ragazzi con grande entusiasmo per parlare di sport, di atletica, dei sacrifici, delle vittorie, delle sconfitte, ma della passione che ognuno ci deve mettere per poter fare sport. Quindi è stata una bella giornata e una bella iniziativa che a Castrolibero sicuramente ripeteremo, perché questo, anche nella qualità di assessore che sto svolgendo da qualche mese, e questo lancio, questo bisogno che c'è, che si sente anche parlare di sport attraverso le scuole, oltre che a praticarlo, portare queste testimonianze. Quindi in futuro avremo altre iniziative che sicuramente anche voi seguirete. Lodevole iniziativa. Complimenti e in bocca al lupo davvero. C'è qualcosa sugli arbitri, sì, mi pare, anche sugli arbitri. Adesso se la regia mi aiuta può mandare una locandina. Allora, fino al 31 ottobre è possibile iscriversi al corso d'arbitri della FIGC, ovviamente dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri. Ricordiamo il presidente dell'associazione di Cosenza, Francesco Scarcelli. Che salutiamo. L'iscrizione è totalmente gratuita, così come tutto il corso e il proseguo dell'avventura. Per le iscrizioni è possibile inviare un'email a cosenza@aia-figc.it oppure telefonare allo 0984 32 36 8. Ricordiamo che la sezione è presso lo stadio San Vito Marulla al gate 3 e possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 15 ai 35 anni. 35 anni è una bella età, La consigliamo perché comunque è un'esperienza bella, è un motivo ulteriore per fare sport, e ricordiamo che anche l'arbitro è protagonista dell'evento, così come i calciatori. Allora posso venire a fare l'uditore io? Sì. Certo, lo direi perché a Scarcelli no? che sarà uno dei prossimi, farò l'uditore perché mi piace poi il regolamento è sempre importante conoscerlo. Benissimo, grazie. Allora, adesso velocemente, mister Gagliardi e Aldo Tennamo, un pronostico su Cosenza Bisceglie e su Rende Paganese. Pronostici assolutamente no. Cosenza Bisceglie mi auguro che sia una partita
dove il Cosenza faccia il risultato, punto. Tutto il resto in questo momento ha poca importanza. Il Rende invece questa è la partita che non deve sbagliare, perché sono queste le partite che valgono tanto in chiave salvezza, e quindi contro una squadra napoletana i giovani del Rende dovranno dimostrare la crescita, a differenza di come hanno fatto con il Siracusa, per esempio, dove hanno pagato l'inesperienza in alcune circostanze. Il pronostico è questo, che innanzitutto il Cosenza deve togliersi di dosso la paura di entrare in campo per la classifica che ha, deve riannodare tutto quanto, deve incominciare da capo, entrare in campo con il coltello tra i denti, con la forza, con la determinazione, con la grinta necessaria per affrontare questa squadra, che non è una squadra semplice. Per quanto riguarda il Rende penso che farà i 3 punti con la Paganese, perché il Rende è in una forma buona, ha continuità di risultati, a 3 domeniche mi pare che, e penso che con la Paganese in casa farà i 3 punti e si porterà ancora più in alto. Franco? Sì, partiamo dal Rende, sono d'accordo con mister Gagliardi, è una prova di maturità perché è una squadra ostica, come dicevo, come tutte le campane del resto. Questa Paganese è una squadra che gioca un buon calcio, dobbiamo dire, quindi l'obiettivo è la permanenza, però c'è molta più esperienza rispetto alla squadra di Brunello Trogini, che tanto bene si sta comportando in campionato, deve dare continuità ai risultati proprio perché il torneo è lungo e difficile e fa bene a mettere della legna e fieno in cascina, come suol dirsi. Per quanto riguarda il Cosenza, Braglia ha iniziato questo pomeriggio la ripresa della preparazione dopo 3 giorni concessa ai ragazzi perché avevano lavorato la settimana scorsa nonostante la pausa di campionato, e bisogna, come dicevo nel mio primo intervento, che il Presidente si è fatto sentire la settimana scorsa, che si faccia sentire anche questa settimana per infondere fiducia ad un gruppo che a mio parere ha perso l'autostima, quindi è un problema mentale. La squadra dovrà ritrovarsi, dovrà ritrovare la via maestra, non è facile contro il Bisceglie, però l'importante è che si porti a casa un risultato positivo. Andiamo a vedere un attimo le altre gare, su quali dobbiamo porre l'attenzione. Allora, per quanto riguarda le big, il Lecce andrà a Matera, Questa è una gran bella partita. mentre la Regina andrà in casa del Monopoli. E anche qui il Monopoli, che ha vinto, come sosteneva prima l'amico mister Gagliardi, la Casertana è arrivata a Cosenza, praticamente sembrava il Real Madrid perché il Cosenza era rimasto negli spogliatoi, ha vinto per 3-0, poi ha beccato 3 gol dal Monopoli, e quindi insomma è un campionato strano dove può succedere di tutto, perché come sostenevamo tutti inizialmente il tasso tecnico non è assolutamente elevato, è un campionato mediocre, ecco perché se vai avanti e imbocchi la strada giusta, io dico che ogni squadra può dire la sua. C'è il Matera, il Trapani che addirittura perde a Fonti contro il Racing, contro l'ultima in classifica, nessuno lo avrebbe pronosticato, ecco perché dico che è un campionato che insomma è livellato più verso il basso. Il Catanzaro adesso va a Trapani. E questa è una brutta gatta da pelare, perché il Trapani ha perso, come dicevo prima, contro il Fanalino di Coda. Qualcuno mi ha detto, dice, ma anche il Chelsea ha perso contro il Crystal Palace, che è ultimo in classifica. Il calcio è strano, come diceva il mio ex direttore Italo Cucci, non risponde sicuramente ad una logica precisa. Può succedere di tutto. Bene, quindi poi abbiamo visto anche che il Catania invece affronterà in casa la Sicula Leonzio, una partita sulla importante. Carta abbordabile per il Catania. No, la Sicula Leonzio è una squadra un po' particolare, si è inventato quel rigore alla Messi, Biccio Arcidiacono, no mister, cosa dici? Sì, io non darei per scontato questo risultato, perché sì, pure io. La Sicula ha dei buoni giocatori all'interno del proprio organico, poi ci sono un po' di ex, compreso l'allenatore. È un derby, sì. Molto, l'unica cosa che, lo dico con il sorriso per non far pensare male, Catania ha un presidente che in questa categoria fa la differenza. Vabbè, insomma, l'esperienza della di Monaco, ti riferisci, sì, Pietro sì. Monaco, vabbè, insomma, anche lui però non è che, come diceva il mio amico Pedulà, ha fatto bene in piazze come Genova, eccetera, però
è uno che ha grande esperienza. Infatti ho detto in queste categorie. In queste categorie ha grande esperienza, dicevo. Sulla quindi... carta si dice che il campionato lo vince il Catania, ma anche Lucarelli, voglio dire, uno però che io mette bene non in campo credo la che squadra. gioca sulla carta, c'è una fase campionato. difensiva che cura Richard Vanigli, ex difensore del Cosenza, che è il vice di Lucarelli, insomma è strutturato in un certo modo e poi Lucarelli sfrutta questo 3-5-2, ma signori miei, se hai gente come Lodi, come Caccetta, come Mazzarani, la difesa con Aia, Tedeschi e Bogdan, Ci puoi provare. ci puoi provare, non può aggiungo darsi altro. che il Catania ci provi. Ma tutto può succedere, Certo. È vero. ancora fino alla fine tutto può succedere. Siamo arrivati ai saluti finali? Siamo arrivati ai saluti finali, allora ringraziamo i nostri ospiti, Vincenzo Perri, dirigente Grazie. della FIGC, il nostro opinionista Aldo Cennamo e Salve. il mister Gianluca Gagliardi. Grazie a voi. Grazie di essere intervenuti, grazie Franco. Grazie a te per la conduzione. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 15 sulla nostra rete. Arrivederci.